illazioni di Belsito e il presidio dei forconi sono stati i temi di intervento del governatore del Veneto Luca Zaia a margine della manifestazione regionale sul sociale. La Lega del Veneto avrebbe ricevuto 1 milione di euro da parte di una multinazionale specializzata in appalti ospedalieri, ha dichiarato l'ex tesoriere leghista. Tutto lo Stato Maggiore del Carroccio sapeva del finanziamento. Zaia rispedisce al mittente le dichiarazioni. Stiamo parlando di uno che è la seconda volta che tenta queste sortite. La prima volta ha detto che andavo a pranzo, era noto lui che avevo fatto pranzi con imprenditori per incassare soldi, non so, tangenti, qualcosa del genere. È un po' sfortunato perché i pranzi non ci vado, per cui gli è andata male. Questa volta leggo che dice, anche se in maniera marginale, dice ma Zaia comunque sapeva che c'era qualcuno che andava in giro a chiedere soldi, dico che rispedisco al mittente. Mi spiace perché avrei altro di cui occuparmi. Penso che la magistratura abbia altro di cui occuparsi, però a questo punto le impegnerò anche un po' io facendo una querela, tutelandomi. Spero che si faccia chiarezza da subito. Stiamo parlando di una persona che tra le tante robe ho sentito questa settimana addirittura abbiamo scoperto di aver avuto una Porsche che lui utilizzava pagata dalla Lega, cioè fra l'altro è sequestrata adesso. Questa è la situazione, è imbarazzante. Infine un commento su quanto sta accadendo in Veneto e nelle maggiori piazze italiane con i sit-in di protesta del Movimento dei Forconi. Condivido la protesta dei forconi nella sua essenza, ovvero del fatto che non ci sono risposte a livello nazionale. È un territorio che soffre e le rivoluzioni si fanno con la pancia vuota. Dall'altro dico anche che ci vuole un punto di caduta fondamentale, cioè capire la protesta come si trasforma poi in proposta e la necessità che tutto avvenga nell'alveo della legalità e quindi del rispetto anche della libertà dei cittadini, e altrimenti si rischia anche l'effetto boomerang che poi chi sostiene oggi la protesta non la sostenga più. Vedo tanta brava gente che va ai presidi, vedo persone che sono in difficoltà, vedo disoccupati, vedo giovani e questa è la parte della protesta che mi piace. Se poi qualcuno comincia a fare dichiarazioni come leggo sui giornali contro gli ebrei o altre robe del genere o va via dal presidio in Jaguar, direi che non ci sta.